Uè bella, ma voi siete mai stati da Torino? Dovete troppo andarci, la pizza è buonissima ed è economico. Jenny, ma allora dobbiamo provarlo. Ma certo, andiamo! Jenny, guarda qua che bel posto, c'è anche un gran parcheggio. Ma tanto noi siamo venuti a piedi perché la patente non ce l'abbiamo. Buongiorno, in quanti siete? Siamo in due. In due? Prego, accomodatevi, benvenuti da Tonino. Si accomodi, prego. Da questa parte, prego. Accomodatevi. Vi faccio accomodare qua, così siete vicino alla finestra. Che bel posto però, eh? Prego, accomodatevi. Grazie. Ok, grazie. Eccomi qua. Intanto volete dirmi qualcosa da bere o vi lascio decidere e poi mi dite tutto insieme? Ma ci porti 3 birre, grazie. No, ma quali birre? Che poi ti ubriachi e ci porti un'acqua naturale, per favore. Va bene, vi porto un'acqua naturale. E da mangiare cosa vi porto? Antipasto, primo, secondo e dolce, grazie. Ma sei ubriaca senza birre ci porti una pizza salsiccia e friarielli se divisa a metà. Ma sai che a me i friarielli non piacciono? Che cosa me ne importa a me? Ma se la dobbiamo dividere, scorza di mandarino! Uffa, ma a me la salsiccia piace assai! Sentite, signora Assunta, ci porti una salsiccia e patatine che tanto comando io che sono donna, così che accontentiamo Jenny, che a mio marito ci piace la salsiccia. Va bene, non c'è problema. Adesso ve la faccio preparare subito. Ma senti una cosa, no? Ma noi che non venimmo mai in euro, no? Ma come paghiamo? Ma tu pensi sempre ai soldi, non ti preoccupare, stamattina ho vinto al gratta e vinci 10 euro e poi Caterina ha detto che il prezzo è economico, vedrai perché per una volta pagheremo. Bah, a me pare strano che teniamo qualcosa di soldi per una volta, vabbè. Ci voleva proprio con sto caldo. Prego, ti prego. Ma sei scemo? Cosa stai facendo? Ma stai zitta, sto pregando per avere un conto basso. Scusa, ma non hai detto che ce li hai i soldi? Ma come te lo devo spiegare che ho solo 10 euro? Ecco qua la vostra pizza. Ve l'ho già tagliata e ci sono i piatti. Ecco qua. Ecco voi. Buon appetito. Che bontà! Aveva proprio ragione Caterina, qui da Tonino si mangia veramente bene e speriamo che sia economico il conto come dice lei. Mi sono mantenuta per rispetto, no? Allora, come l'avete trovata la pizza? L'abbiamo trovata sul piatto, come ce l'avete portata? La solita spiritosa, intende dire com'era la pizza. Ah, sì, era da leccarsi i baffi. Se posso dire, tu ce l'hai veramente i baffi. Gradite un dolce? Abbiamo il tiramisù fatto in casa, la melingata, profiterol e il gelato al forno, che lo facciamo noi. Il gelato al forno, bella, ti prego, il gelato al forno. E va bene, ci porti 2 gelati al forno e facciamo contento i bambini, Lo vado a preparare subito, adesso arrivo, eh. Ecco il vostro gelato al forno, ho messo anche 2 cucchiaini, così potete mangiarlo. Wow, siete stata velocissima, vi dovrebbero chiamare Assunta Flash. Buona continuazione! Mamma mia, questo non è un dolce,
Questo è il dolce. E certo che è un dolce. Che l'hai preso per il salato? Avete finito il gelato a forno? Vi è piaciuto? Sì, tutto buonissimo. Si mangia proprio bene qua da voi, da Tonino. Arrivo fra un attimo, un attimo solo. Grazie mille, signora Assunta. Gradite il caffè? Posso offrirvi un limoncello? No, il caffè no, grazie. Andiamo alla casa a pagare se è possibile. Avete gradito tutto? È andato tutto bene? Sì, troppo bella, amore mio. Sono solo 18 euro, grazie. E mo come facciamo? Non lo so, madonna mia. Sentito, non abbiamo spicci, abbiamo dimenticato i portafogli a casa, ma ve li portiamo domani, ve lo giuro, giuro in giuretto. Non giuro. Ma guarda che se non mi viene domani, che fatti tu dopo, No, vabbè, vediamo, ve lo giuro. Ciao ciao. Vai. Quelli due disgraziati non sappiamo da pagare. Per colpa loro non farò più credito a nessuno. Da Tonino siamo a Castelletto sopra Ticino. Cosa aspetti? Vieni, forza amico.